non sappiamo cosa fare, purtroppo abbiamo chiamato le autorità competenti, però vedranno di risolvere questo problema, perché ogni volta che piove un po' di più siamo allagati sia fuori dal bar e sia sul seminterrato. C'è esasperazione nelle parole di Dino Manfrè, titolare dello storico bar di Via Roma nel centro di Vedelago, dove i nubifragi sempre più frequenti trasformano parte della trafficatissima strada castellana in una vera e propria piscina, disagi quindi per le attività e un pericolo per chi è alla guida, complice una sorta di avvallamento risalente a dei lavori di primi anni '80. Ora però la criticità è diventata cronica, verifiche sono in corso. È un problema strutturale. Stiamo capendo di intervenire, sapendo che interveniamo in un contesto come questo, la statale 53 Treviso-Vicenza, per cui qualche idea ce l'abbiamo, ma ripeto, un problema strutturale e che dovremo affrontarlo e lo stiamo affrontando per dare una risposta a chi ci vive. Sullo sfondo un nubifragio fortissimo con numeri record. Giuseppe Romano, oggi sindaco, per anni è stato alla guida dei consorzi di bonifica. Il suo è un osservatorio qualificato. Noi abbiamo registrato 40 mm in mezz'ora, che sono tantissimi, sono pochi, quindi questo sta a significare che c'è stata una pioggia importante. Fortunatamente siamo in un territorio tutto sommato che non ha grossissimi problemi idraulici, però in altri contesti avrebbe creato molti più problemi. Pioggia e vento hanno sferzato buona parte della Castellana, da Vallà di Riese alla stessa città del Giorgione, dove nelle ore dell'allerta arancione l'Avenale è tornato osservato speciale. È stata una precipitazione importante perché sono caduti 47 mm d'acqua, poi la perturbazione si è un po' spostata e siamo scesi a un totale di 87 entro le 24. Quell'ora lì comunque ha mandato un po' in allerta il sistema, perché l'Avenale nel corso di un'ora ha superato la seconda soglia di sicurezza, ormai batteva sotto il ponte. Attivato quindi il COC e nei punti sensibili sono state installate le paratie che dal 2024, annus horribilis per Castelfranco, fanno ormai parte del paesaggio. Il primo stress test, così lo chiama Marcon, è stato superato. E anche il lavoro di maggior deflusso dell'acqua dal fossato verso il Muson, che fortunatamente era basso e aveva capacità ricettiva, ha dato dei risultati. Per il resto, in Castellana come altrove, il dibattito sul clima è aperto. Finisce un'emergenza, ne inizia subito un'altra. Ormai dobbiamo abituarci a queste cose. Una volta succedeva un po' più raramente, adesso un po' più spesso. Per me è esagerato perché pioveva anche una volta.